settore. Tragico incidente nella notte a Longare, nel Vicentino. 21enne esce di strada con l'auto, sbalzato fuori dall'abitacolo. Il giovane è morto sul colpo. E nel tradizionale messaggio di fine anno il governatore Zaia lancia un forte messaggio contro le stragi sulle strade del Veneto e annuncia una nuova campagna shock che partirà il 30 dicembre da Spresiano. Sta lottando disperatamente per sopravvivere in ospedale a Padova un bimbo di 5 mesi. Il piccolo, che non smetteva di piangere, sarebbe stato cullato troppo forte dalla mamma. La donna è indagata. 7 persone sono rimaste intossicate da funghi dopo un'escursione in Alto Adige e pranzo a base di funghi. 4 uomini e 3 donne nel Veronese sono stati ricoverati all'ospedale. Paura in piazza Barche a Mestre, 2 giovani sono stati accoltellati dal titolare di un negozio al culmine di una lite. L'uomo ha detto che altre volte i 2 avrebbero cercato di rubare. Ancora un incendio questa mattina nella Marca a Orsago, il fuoco ha devastato 2 abitazioni, evacuate 2 famiglie, l'ennesimo rogo in pochi giorni. Cibo in tavola ma anche regali all'insegna dell'enogastronomia, 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire le tavole delle feste. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri TG. In primo piano l'avete sentito, la cronaca con l'ennesima tragedia sulla strada. Si è verificata questa notte nel Vicentino, a perdere la vita un 21enne. Ci aggiorna in diretta al telefono da Longare Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno da Vicenza, tragedia della vigilia di Natale, un 21enne ha perso la vita nella notte in un incidente stradale. Erano le 3 di questa notte quando William Baudolini a Ponte Lumigliano, all'altezza del civico 2 in direzione Castignero Longare, ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, uscendo di strada e terminando la sua corsa contro il ponticello in cemento della stazione di servizio Berica Carburanti. Il giovane, per il violento impatto, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo. Il 21enne, per le gravi ferite riportate, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il suo 118 e i carabinieri per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, il giovane alla guida non stava correndo, la causa quindi potrebbe essere stato un tragico colpo di sonno. Da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Ennesimo dramma della strada dunque. Proprio ieri nel tradizionale messaggio di fine anno il governatore Zaia ha lanciato un forte messaggio contro le stragi sulle strade del Veneto, annunciando una campagna shock che partirà il 30 di dicembre da Spresiano. Sentiamo. Inizieremo il 30 dicembre sul piazzale dell'Odissea di Spresiano per far partire una campagna nazionale alla quale poi seguiranno anche spot in maniera tale che si torni a parlare ai ragazzi. Ha scelto di concludere il suo incontro di fine anno ricordando i tanti giovani morti sulle strade della regione, il governatore del Veneto Luca Zaia, e riproponendo quanto fatto da presidente della provincia punta a sensibilizzare tutti, in particolare sulla distrazione al volante, responsabile del 70% dei decessi e delle uscite di strada. Un governatore che ha messo la sanità come primo punto di quanto fatto nel 2019 e da fare nel 2020. 500 medici arriveranno nelle corsie degli ospedali, 320 nei pronto soccorso e 180 nelle geriatrie e medicine generali. La sanità è la vera sfida, investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale, sono 56.000 medici che mancano e da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Sanità ma anche viabilità, con l'annuncio dell'apertura delle pedemontane il 31 dicembre 2020, con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico, sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia? No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai
in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo, ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno poi esprime la sua convinzione. E considerando che nel 2020 la Regione torna al voto, a proposito di elezioni Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale. Noi siamo concentrati e lo saremo fino all'ultimo giorno a governare il Veneto. Penso che dedicare gli ultimi 6 mesi di governo alle campagne elettorali non serve a nulla, rischi solo di deprimere i risultati che dovremmo raggiungere. Ma la curiosità è tanta che il governatore ha glissato così. Lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi. Ancora cronaca, sta lottando disperatamente per sopravvivere in ospedale a Padova un bambino di appena 5 mesi, il piccolo arrivato sabato in pronto soccorso sarebbe stato scosso dalla mamma, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati. Il dramma si è consumato all'alba. Sono le 6 quando al pronto soccorso pediatrico si presenta un uomo con il suo bimbo di appena 5 mesi. Il piccolo non respira. I medici capiscono quasi subito nessuna malattia. Il bambino è stato scosso, cullato troppo forte. Dall'ospedale parte la chiamata al 112. Il bambino nel frattempo viene curato, le sue condizioni sono gravissime. È in coma, potrebbe avere riportato per le scosse gravi danni al cervello e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Padova. Del fatto viene informata l'autorità giudiziaria. La coppia vive a Mestrino, la donna ha 29 anni, originaria di Bassano. I genitori vengono sentiti dai carabinieri. A quel punto la donna avrebbe ammesso: una notte difficile quella di sabato, il bambino irrequieto, forse a causa dei primi denti, avrebbe pianto disperatamente. Lei lo avrebbe cullato fino a quello scossone troppo forte per un corpo piccolo come il suo. Da lunedì la giovane mamma è iscritta dalla procura di Padova nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni aggravate ai danni del figlio. Nel frattempo, a poche ore dal Natale, un'intera comunità spera che il piccolo continui a vivere. 7 persone sono rimaste intossicate da funghi dopo un'escursione in Alto Adige. 4 uomini e 3 donne al ritorno nel Veronese hanno cominciato ad accusare malesseri. 2 uomini e 2 donne appartenenti allo stesso nucleo familiare sono stati ricoverati al Policlinico di Verona. Altri 2 uomini invece sono stati trasportati all'ospedale di Villafranca. Una donna ha preferito sottoporsi ad osservazione domiciliare dopo il miglioramento della sintomatologia. Per i soccorsi sono intervenuti anche i sanitari del 118 con 4 ambulanze ed auto mediche. Nuovo incidente sul lavoro questa mattina in provincia di Treviso, a Cusignana di Giavera del Montello, dove un 70enne è caduto da un'impalcatura. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno trasportato l'uomo con l'elicottero al Cafoncello di Treviso con un codice di media gravità. Si tratta nelle dinamiche di un incidente analogo a quello avvenuto proprio ieri mattina, poco distante, a Pederobba, dove a rimanere ferito gravemente è stato un operaio di 42 anni che ha riportato varie fratture. È un Natale ad alta tensione sul fronte politico tra 5 Stelle ed il governatore Zaia. Ieri sera, ospite della nostra trasmissione Ring in studio con Ferdinando Avarino, il presidente del Veneto è anche tornato sulla sanità e sulle voci di privatizzazione che rispedisce al mittente. Sentiamo. Si è pentito, ha intenzione di chiedere scusa per quelle parole dell'altra sera ai grillini o no? Ma guardi, io non devo chiedere proprio scusa di nulla, ho detto semplicemente una cosa che è bene che spieghi, ma secondo lei se lei fosse... Il paese non può avere i grillini in mezzo alle palle, ha detto. Sì, ma le spiego anche perché, magari i toni non sono quelli adatti a un consesso, diciamo, di educande, ma eravamo comunque in un congresso a porta chiusa della Lega, ma a parte questo... Non sono toni che mi si addicono, ma in quel contesto li ho detti. Guardi, io dico solo una cosa, devo prendere atto che le polemiche che hanno fatto contro di me sono disdicevoli e vomitevoli. Le faccio esempio una per tutte. I veneziani erano sott'acqua, lei si mette nei panni della persona che ha 1 metro d'acqua in casa. Abbiamo avuto 2 morti. Abbiamo avuto un disastro immane. Loro pubblicano nel loro blog ufficiale, 5 Stelle, pubblicano la mia foto con Galan e Berlusconi
cioè, presentandola come la foto dell'inaugurazione della posa della prima pietra del Mose, e non era vero, perché io non potevo esserci perché non avevo nessuna carica per essere presente nel 2003 a quell'inaugurazione, ma soprattutto quella era una foto di 7 anni dopo, che era l'inaugurazione del passante di Mestre, la vera inaugurazione. Vuole che continui con le campagne contro la pedemontana veneta, vuole che continui con le campagne contro l'autonomia. Quando tu vai sui giornali e vai a dire che bisogna non votare Zaia, non votare questa amministrazione, lasci perdere me, perché sta consegnando la sanità ai privati, vuol dire che sei un lazzarone autentico, perché non è vero, perché i dati dicono esattamente il contrario, e lo sei, sa perché? Perché diffondi inquietudine nei cittadini. Faccio io una domanda ai cittadini: c'è qualcuno di voi che quando si sente male o qualcosa di grave pensa di trovarsi una clinica privata per curarsi in Veneto? No, va, pronto soccorso. E allora comunque che sanità abbiamo privatizzato? Ma ho capito, ma dipende dalle percentuali. Ma è siamo la percentuale più bassa d'Italia. Accoltellamento in centro a Mestre. Il titolare cinese di un negozio avrebbe accoltellato 2 giovani dopo una lite. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Mestre. Il titolare cinese di un negozio in centro nella zona Piazza Barche ha accoltellato 2 ragazzi di 17 e 19 anni, entrambi di nazionalità rumena, mandandoli all'ospedale con diverse ferite alle gambe, anche se non sono in pericolo di vita. Tutto sarebbe partito da una lite scatenatasi proprio all'interno del suo negozio. Stando alle testimonianze, l'uomo conosceva già i ragazzi perché spesso si aggirano nei dintorni e altre volte erano stati nel suo esercizio per rubare oggetti con atteggiamenti da bulli. Stavolta avrebbe cercato di allontanarli e proprio a quel punto è iniziato lo scontro che si è svolto all'esterno del negozio nel porticato. Ad un certo punto lui ha estratto il coltello e ha colpito. Chi passava di lì ha notato un uomo steso a terra e alcuni giovani intorno a lui e poi 2 dei ragazzi appoggiati alla colonna della sortita a poche decine di metri in un lago di sangue. Saranno sentiti dalla polizia una volta dimessi dall'ospedale, mentre per quanto riguarda il presunto aggressore, il titolare cinese, subito dopo è stato portato in questura per raccontare la sua versione dei fatti. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. I resti di un uomo sono stati ritrovati ieri nel Feltrino. Potrebbe trattarsi del padovano Attilio Beghetto, che nell'estate del 2018 era scomparso proprio nella zona di Serenna del Grappa. Ci aggiorna da Belluno Tiziana Bolognani al telefono. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno da Belluno, e come hai detto tu potrebbero essere i resti di Attilio Beghetto, il 47enne di Tombolo scomparso un anno fa, quelli rinvenuti ieri pomeriggio in comune di Serenna del Grappa. A fare la macabra scoperta un appassionato di residuati bellici che stava passeggiando nella zona di Casoni Rec. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme che ha mobilitato i carabinieri della compagnia di Feltre e gli uomini del soccorso alpino. La salma è stata ricomposta e trasferita all'obitorio in attesa dell'esame del DNA che la Procura di Belluno potrebbe disporre già nelle prossime ore. L'esame esterno dello scheletro intanto risulterebbe compatibile con i tempi della scomparsa del 47enne che, come si ricorderà, nell'estate del 2018 aveva fatto perdere le proprie tracce mentre si trovava agli arresti domiciliari. Le ricerche erano state concentrate sul Monte Grappa dopo l'allarme lanciato dalla moglie dell'uomo, che se n'era andato lasciando un biglietto di scuse rivolte ai propri familiari. La sua auto venne ritrovata proprio a Serenna del Grappa, all'interno i suoi abiti e null'altro di più. È tutto, a voi. Un incendio è divampato questa mattina poco dopo le 9 in via Soria a Orsago, in provincia di Treviso, distruggendo il tetto di 2 abitazioni. Fiamme violente che hanno portato sul posto i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto, Motta di Livenza. Autobotti sono arrivate anche da Treviso e Pordenone. Le famiglie residenti sono state al momento evacuate con i pompieri che stanno mettendo in sicurezza la copertura e l'area sottostante. La conta dei danni, comunque ingenti, è ancora
ancora in corso. Si tratta dell'ennesimo incendio divampato in provincia di Treviso in pochi giorni. Ed infatti è stato dichiarato inagibile il condominio devastato dalle fiamme a Gorgo al Monticano. Sarà un Natale fuori casa quello che saranno costrette a trascorrere 24 famiglie. Di sicuro passeranno il Natale fuori casa, forse anche il Capodanno, le 24 famiglie che risiedono nella palazzina dove venerdì notte è divampato il pauroso incendio che ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare l'intero edificio. Il sopralluogo dei tecnici ha escluso che per il momento qualcuno possa rientrare anche negli appartamenti sottostanti, 2 dell'ultimo piano devastati dal rogo. Dovevamo fare l'ordinanza di chiusura almeno per un po' di giorni finché non riescono a fare la copertura provvisoria e non si asciugano le canaline della corrente. Dove infatti non ha devastato il fuoco è stata l'acqua, quella per spegnere l'incendio si è sommata la pioggia battente di sabato a fare il resto. In paese è subito scattata la solidarietà di chi ha offerto un alloggio agli sfollati, ma non è stato necessario. Abbiamo fatto un'indagine se c'erano problemi di alloggio, avevamo già a disposizione da parte dei cittadini che ci hanno dato disponibilità per alloggi, però tutti erano già postati o dai genitori o da parenti e hanno preferito rimanere là. Speriamo che in una settimana, 10 giorni, di riuscire a togliere l'ordinanza di chiusura, insomma. E torniamo a parlare di acqua alta a Venezia, perché anche questa mattina c'è stata una massima di 139 centimetri toccata alle 8:45 e per domani è previsto un altro picco di marea a 120 centimetri alle 9:30. Smentita la notizia apparsa nella notte sui social che per contrastare questo ennesimo fenomeno di acqua alta si fosse deciso di far alzare le paratoie del Mose. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Alla vigilia di Natale il vescovo di Belluno Feltre torna a parlare di lavoro. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice Monsignor Marangoni. Sentiamo. Non sarà un Natale sereno per molti bellunesi, in trepidazione in questo periodo per i problemi legati alle crisi aziendali che hanno travolto la provincia. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Il lavoro, come vediamo, scombina non solo una famiglia, non solo la persona singola, il lavoratore, scombina una comunità, scombina un territorio, un distretto, è a catena ciò che arresta o ostacola il lavoro anche di alcuni dipendenti, che non sono alcuni ma sono un numero troppo considerevole. Quindi questo Natale è caratterizzato da un farsi carico tutti, di un'attenzione, di una premura e anche di una solidarietà verso chi è più direttamente coinvolto. Tutti abbiamo bisogno di dignità, di una dignità di cittadinanza, dice Monsignor Marangoni, che rivolge il suo augurio particolare ai lavoratori in difficoltà. È un appello ed è quasi una chiamata ad essere tutti presenti e tutti tenerci capaci di guardare con più progettualità il futuro. Ci interpella tutte le istituzioni, tutte le realtà, questa situazione qui. Dobbiamo imparare di più l'arte di progettare insieme, di farci un'idea comune anche del lavoro, aggiunge Don Renato. Qui probabilmente ci sono anche ci sono aspetti che nel passato, colti dalla necessità di sviluppare posti di lavoro, eccetera, non hanno permesso una capacità di guardare insieme la situazione, di vedere quali sono il vero potenziale, quale può essere invece un aspetto fragile che bisognava invece considerare meglio, e quindi le responsabilità sono di tutti e molti a diverso livello. Infine l'augurio di rinascita e di speranza. Buon Natale, ricambio, e vorrei che proprio entrasse dentro di noi i nostri vissuti e ci desse un attimino di fiducia.
Vigilia di Natale, ultimi acquisti in vista di pranzi e cenoni, cibo in tavola ma anche regali all'insegna dell'enogastronomia, 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire le tavole delle feste. Piatti semplici della tradizione, ma comunque cose semplici, non troppo elaborate. Diciamo più sul risotto, sulla carne bianca, però comunque cose del Veneto. 2 pasticci, uno alle verdure e uno alla carne, e tanti antipasti con i nostri formaggi e buoni salumi. Piovra. Faccio un piatto a base di piovra. Secondo l'Osservatorio per le piccole e medie imprese di Confartigianato spenderanno 200 milioni di euro le famiglie trevigiane per acquistare cibi e bevande da mettere in tavola tra Natale e fine anno, e 90 interessano il mondo artigiano, quasi 1200 imprese artigiane di settore, oltre 2500 addetti che in questo periodo lavorano a pieno regime per soddisfare la richiesta. Tra i prodotti più acquistati i formaggi e latticini, seguono i salumi, il pane e i dolci. Da un po' di anni la spesa per le famiglie, anche per i regali, si indirizza verso sempre il settore così dell'agroalimentare. È chiaro che è un elemento di un'offerta molto valida nei nostri territori, oltre che valida anche variegata. Sono numeri importanti che riescono a dare anche un po' di soddisfazione a chi produce e vende. E allora non rimane che mettersi ai fornelli. Bigoli all'anatra e lasagne di coniglio, ragù di coniglio. Tortellini come sempre, fatti da noi. Il panettone non a fette ma fritto e condito con il miele. Sono di Udine, non faccio nulla di particolare, probabilmente dei tortelloni al pesce, antipasti prima a base di pesce, secondo il nostro musetto con la brovada e poi degli involtini con la frutta secca. Ma un po' di tortellini e magari un po' di patate pure, ecco, così, ma poca roba. Piatti classici casarecci, dai gnocchi, le tagliatelle, il pasticcio e un buon secondo. Degli antipasti di crudo verdure, radicchio trevigiano, speck e mascarpone, e poi dei gnocchi alla romana, un pasticcio sempre di radicchio. Classico cotechino con la polenta e come primo la classica pasta al forno. La famosa minestra maritata, che è verdura praticamente fatta con pezzi di carne. Poi c'è la frittura, quindi il baccalà, il capitone, poi per quanto riguarda i dolci invece gli struffoli, roccocò, raffioli e poi panettone. Diciamo che è un Natale abbondante, ecco, dal punto di vista culinario. Ed è corsa anche all'acquisto degli ultimi regali da mettere sotto l'albero. Abbiamo chiesto ai padovani che cosa hanno acquistato e quanto hanno speso. Sentiamo. Vediamo che hai la borsetta, sì, li hai già fatti tutti? No, devo ancora finire perché non sapevo bene cosa scegliere, però per la famiglia ho iniziato a farli, ecco. Tanti o pochi quest'anno? No, in realtà è il primo anno che mi metto a farli davvero, perché ho qualche soldino, se no di solito non ne facevo tanti. Male, non ho fatto niente, li stavo cercando, cosa ridi? Quanto si spende quest'anno? Un po' di più, un po' piccoli pensieri, cosa si fa? Pensavo piccoli pensieri effettivamente, Poi la verità è che se sono i piccoli pensieri si spende sempre uguale, però cerchiamo di variare. Bene, già fatti tutti. Quanto hai speso? Tanto o quest'anno più contenuto? Un po' più contenuto quest'anno, sì. Quindi piccoli pensieri? Piccoli pensieri, sì, esatto. Stai facendo i regali? Sì, sto facendo i regali ed è molto difficile. Quanto si spende quest'anno? Io ho cercato di spendere il meno possibile per fare un pensierino che fosse carino e basta, insomma, quindi stiamo su una cifra contenuta. Regali per la famiglia, per gli amici? Ho preso un regalo per mia mamma e 3 regalini per le mie amiche del cuore. Li stiamo prendendo adesso. Quindi insomma un po' all'ultimo momento. Siamo alla ricerca, sì. Quanto si spende quest'anno? Non lo so, dipende dal regalo. Ma si fanno piccoli pensieri o regali importanti? Piccoli pensieri, basta quello. Ho fatto tutto apposta. Quindi quest'anno non deve fare le corse dell'ultimo? No, ho finito tutto. Grazie. E anche le città venete si preparano per la festa del Natale, le luci del Natale ed il fascino di Treviso, decorata a festa nel video di auguri pubblicato dal Comune, con l'oscurità, la magia delle luminarie sull'acqua incanta i trevigiani. Vediamo.
La magia delle luci, il riflesso delle stelle sui canali, il fruscio dell'acqua nel video di auguri del comune, il Natale a Treviso affascina ed ammalia trevigiani e turisti. Ed ogni angolo con le luci del Natale offre uno scorcio nuovo ed affascinante. Molto belle, sì, mettono allegria. Sicuramente bellissima città, ce la invidiano in tanti, quindi ha fatto un bel lavoro. Molto accogliente e mette anche un po' di serenità, molto, molto bella di effetto e mette proprio serenità quando si esce. Meravigliosa! Beh, molto belle, molto affascinanti, poi con l'acqua diciamo è un valore aggiunto. It's very lovely. Bellissime, Treviso è molto bella in questo periodo. Una bomboniera natalizia. Approfittiamo di Treviso per una piccola coccola tra luci molto, molto belle, molto, molto dolci. Sembra una bella iniziativa per dare un po' di luce a questo Natale. Bellissime, stupende. Fantastiche. Direi proprio, sì, panorama eccezionale. Vedere il campanile così, la torre, epoca medievale, bellissimo. E per la nostra rubrica dedicata ai presepi vediamo insieme quello realizzato da una scuola di Santa Lucia di Piave. È tutto, vi lascio quindi al presepe e poi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Questo è un presepio didattico pensato per sensibilizzare i nostri alunni ma anche i genitori che frequentano spesso questa scuola. Abbiamo dato un occhio di riguardo a quello che è il territorio circostante, quindi il Veneto in particolare, prendendo in considerazione la Marmolada con il ghiacciaio che si sta rapidamente sciogliendo e i danni provocati dalla tempesta Vaia lo scorso anno. E la natività posta all'interno dell'acqua. Perché abbiamo posto la natività all'interno dell'acqua? Perché la nascita di Gesù è simbolo di vita che si rinnova e l'acqua stessa è simbolo di vita. Abbiamo parlato anche, abbiamo rappresentato i danni dovuti alla desertificazione che riguarda sempre più anche il nostro meridione d'Italia, quindi sembra quasi che il deserto stia avanzando e parti notevoli di tutto il mondo. Dopodiché abbiamo parlato della foresta amazzonica che brucia per l'interesse economico dell'uomo. Auguro a tutti i telespettatori di Antena 3 un felice Natale, un Natale che porti nel loro cuore una nuova sensibilità, una sensibilità anche più ricca nei confronti degli altri e del loro territorio, e a partire dal loro territorio a tutto il mondo. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà una vigilia all'insegna del sole prevalente. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia o nube bassa al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento, non sono attese piogge. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra 7 e 10 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori costieri. Temperature minime tra 2 e 9 gradi, valori massimi tra 10 e 12 gradi circa.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui soleggiato su tutti i settori e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.